Ba-da-ba-da-ba-dam. Ba-da-ba-da-ba-dam. Ba-ba-da-ba-dam. Ba-da-ba-da-ba-dam. Ben trovati a questa 20ª edizione di Mille Voci. Facciamoci un applauso a Mille Voci, facciamo un applauso a Gianni Turco! 20 anni di Mille Voci sono veramente un grandissimo traguardo, un programma che vi tiene compagnia con della buona musica. Quest'anno io sarò accompagnata, ho l'onore di presentare anche quest'anno la 20ª edizione, e sarò accompagnata da tantissimi artisti che in tutti questi anni si sono avvicendati nel corso di questo programma, che sono amici di Mille Voci, amici di Gianni Turco e amici vostri, perché sono volti molto conosciuti nel panorama della musica leggera italiana. In questo momento italiana e non solo, devo dire, perché vi ricordo che Mille Voci voi potete vederla sì in tutta Italia, è distribuita in più di 200 televisioni in tutta Italia, e poi avete il canale YouTube di Mille Voci, un canale nel quale potete trovare tutte le edizioni di Mille Voci, le canzoni singole di tutti gli artisti, quindi potete tenervi compagnia con Mille Voci in qualunque momento della vostra giornata, e è appunto visibile in tutto il mondo. Quindi complimenti a Mille Voci, complimenti a Gianni Turco. Iniziamo subito questa prima puntata ospitando una sorpresa, quindi vorrei qui vicino a me le Dancing Majorette di Mentana. Eccole, accogliamole con un applauso. Iniziamo con un momento di colore e di paillette con le Dancing Majorette. Boa noite, povo, que eu cheguei. Mais outra vez apresenta meu baianão. Eu vou cantar com muita alegria. Vou apresentar essas baianas da Maria. Belle e brave, le Dancing Majorette! Grazie, rimanete qui con noi, accomodatevi, fateci compagnia nel corso della puntata, che siete così belle e colorate, siete il nostro valore aggiunto in questa puntata. Grazie. Bene, aprire la 20ª edizione di Mille Voci è un compito impegnativo, e ho scelto lui perché lui è anche l'emblema di questa trasmissione, di questo programma. Ne è l'emblema perché lo ha condotto, è amico di Gianni da molto prima di me, e quindi non poteva che non essere lui ad aprire questa edizione. Riccardo Antonelli! Grazie, ciao Daphne.
con cosa apriamo questa edizione? Apriamo con un medley di canzoni romane che praticamente Romolo Balzani, l'autore di queste 3 canzoni romane. Sono 2 serenate, una dal titolo Sotto le stelle e l'altra Serenata a un core, mentre la terza canzone è Il carrettiere a vino, dove praticamente si celebra così una professione che non c'è più naturalmente, quella del carrettiere che partiva dai castelli col suo carretto, il suo cavallo, e portava il vino a Roma. Ah, vedi, Però è vero. è il vino dei castelli, quello buono. Quello buono, non quello annacquato, quello veramente che è famoso in tutto il mondo, Certamente. il vino dei castelli. Bene, cantiamo con Riccardo Antonelli. Grazie. Che bellezza stasera nel cielo, che nottata d'amore e d'incanto, canta il core nell'aria sto canto, chiama sola te sola Maria, e tutti stanno a fare l'amore e io sto qui. Come soffro, Maria, me voglio addormentare col bacio delle stelle e me voglio sognare 1000 boccucce belle. Me sogno a te, Maria, che c'hai la bocca bella. Tu che me fai morire, io voglio a te, Maria. Lo so che butto e tempo e sbaglio voce, perché me devo mettere il cuore in pace, perché st'amore mio porta la croce, perché st'amore non lo vuoi premiare. Ma per fa vedere come sta a soffrire, sto cuore canta ancora che non c'è, te voglio bene e te lo voglio dire, come se pure tu pensassi a me e tu canzone mia che lo vuoi fare. Vai e vicine appena arrivi lì, dai e per me un bacetto e poi riporta quel bacetto qui. A tempo, dai, tutti a tempo. All'alba quando spunta il sole d'oro, rivedo Roma bella da lontano, se sente canta qualche rosignolo e una campana suona piano piano, me sento un'armonia qui dentro al petto e tutto allegro monto sul caretto. Roma
l'aria che tu mangi è profumata, c'ho sempre qui in petto una ferita che mi ricorda Nina mia adorata. Fiore de grano, il vino buono ve lo porta Nino, così va ricordate de sto romano, così va ricordate de sto romano. Vai! Grazie, grazie. Riccardo Antonelli! Bravo Riccardo, grazie! E ho portato con me la cartellina perché questa traduzione di questa canzone la devo leggere, quindi avrete capito che adesso abbiamo un ospite internazionale. Lei è già stata qui a Mille Voci, ospite, è un graditissimo ritorno. Lei è molto molto brava, è sempre molto colorata, adesso la vedrete, ha sempre questi abiti scintillanti, la ricorderete, è la nostra Cathy Varna. Quando dico colorata e brilluccicosa, dico bene. Vedete che è splendida. Grazie Daphne. Allora, un po' gitana oggi. Absolument. Perché io trovo il francese una lingua così poetica, ma non so parlare francese. Sì. Detto questo, la canzone che tu ci presenti si intitola, in francese è? Le cœur gitane, cuore gitano. Il cuore gitano, quasi zingaro, no? Ed è questo cuore ricorda l'Andalusia, il flamenco, il fandango, una poesia fiera, è un cuore zingaro, un sangue spagnolo, è simbolo degli amanti, dei viaggiatori che volano, è Bohemienne, è Carmen, è Don Juan, quindi è tutto racchiuso all'interno di questa canzone dal cuore gitano. Cathy Varna! Je suis flamenco en Andalousie, le son fandango, une poésie fière et altière, mon amour, mi amor, sur l'autel de la mort. J'ai le cœur gitane, le sang espagnol, palpitant cigano, vapeur d'alcool. J'ai le cœur gitane, pur sang, sexe, symbole, aux amants diaphanes, voyageurs qui s'envolent. Le cœur gitane, le sang espagnol, palpitant cigano, vapeur d'alcool. Le cœur gitane, pur sang, sexe, symbole, aux amants diaphanes, voyageurs qui s'envolent. Je suis bohémienne, Carmen Don Juan. Je suis l'éolienne qui aime le vent des hivers, qui traverse l'âme, enflamme nos mystères. J'ai le cœur gitane, le sang espagnol, palpitant cigano, vapeur d'alcool. J'ai le cœur gitane, pur sang, sexe, symbole, aux amants diaphanes, voyageurs qui s'envolent. Le cœur gitane, le sang espagnol, palpitant cigano, vapeur d'alcool. Le cœur gitane, pur sang, sexe, symbole, aux
le cœur gitane, le sang espagnol, palpitant cigare au vapeur d'alcool. Le cœur gitane, pur sang, sexe, symbole, aux amants diaphanes, voyageurs qui s'envolent. Le cœur gitane, pur sang, sexe, symbole, aux amants diaphanes, voyageurs qui s'envolent. Le cœur gitane. Le cœur gitane, palpitant cigane au vapeur d'alcool. Le cœur gitane. Cattiva Arnà, grazie. Gitana proprio nell'animo, brava Catì. Bene, il prossimo artista può dire e affermare io c'ero alla prima puntata della prima edizione di Mille Voci. Quindi sto parlando di Daniele Sinasce! Tu c'eri. C'ero sì. Quindi, sono passati 20 anni. 20 anni. A Sono parte passati... tu sei sempre lo stesso. Beh, insomma. No, assolutamente. Dici? Sì, ti mantieni sempre che sei una meraviglia. Ci provo. Questa canzone è dedicata a questi birbaccioni che sono i VIP, perché questi VIP è una storia vecchia, insomma. Quando stanno un po' in auge i paparazzi li rincorrono per fargli una foto e per fargli un'intervista. Quando inizia un pochino il declino sono loro a chiamarli i paparazzi per farsi cercare, per fare finta che stanno ancora in vetta alle classifiche. E quindi c'è questo giochino di chi rincorre chi e alla fine non si capisce niente. Noi rincorriamo, abbiamo rincorso te per averti qui a Mille Voci, ma non abbiamo neanche dovuto correre molto. Ma non perché è stata una fatica, quando Mille Voci chiama, Daniele risponde. Assolutamente, è sempre un grande piacere. Io saluto Gianni che ormai, insomma, 20 anni ragazzi fanno parte della famiglia. 20 anni non sono un giocattolo, quindi ciao Gianni, ti voglio bene. Daniele Sinasce in vita da VIP. Paparazzi, ma che geni di ragazzi, sempre attenti, mai distratti, sempre pronti a 1000 scatti. Li ritrovi in ogni via, paparazzi, che mania, ancora una fotografia. Correre ti stancherà, lui ti troverà. VIP che fatica di strapazzi, sempre attenti ai paparazzi, corron via come i razzi. Li ritrovi in ogni via, un incontro, che apatia, neanche una fotografia. Correre ti stancherà, lui ti troverà. E tu, leggendario mito onorato chi, lascia che ti scatti ancora un altro click. E tu, leggendario mito onorato chi, lascia che ti scatti ancora un altro click. VIP e paparazzi, un'alleanza che da pazzi, tanti scoop allietanti, sempre in lite mai distanti. Una foto sorprendente in un'estate divertente, sotto il sole che rovente. Correre ti stancherà, ma chi è che scapperà? E tu, leggendario mito onorato qui, lascia che ti scatti ancora un altro
inosservata la tua popolarità, in ogni luogo ti scoverà l'obiettivo della celebrità. E tu, leggendario mito onorato qui, lascia che ti scatti ancora un altro click. E tu, leggendario mito onorato qui, lascia che ti scatti ancora un altro click. Ti ho beccato! Grazie! Daniele si nasce! Grazie! Ma che meraviglia! Col corpo di ballo! Ragazzi, abbiamo fatto un upgrade. Bravissimi, grazie, grazie ragazze, grazie a Daniele si nasce. Grazie a te. Daniele. Bravo, bravo. A chi tocca? Oh, ho scelto per iniziare una canzone un po' più romantica, che è un omaggio a una grande canzone della musica leggera italiana e a un grande autore che è De Crescenzo. E quindi vi canto con piacere Ancora e siamo ancora qua. È notte alta e sono sveglia. Sei sempre tu, il mio chiodo fisso. Insieme a te ci stavo meglio. E più ti penso, e più ti voglio. Tutto il casino fatto per averti, per questo amore che era un frutto acerbo. E adesso che ti voglio bene io ti perdo. Ancora, 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 perché io da quella sera non ho fatto più l'amore senza te. E non me ne frega niente senza te. Anche se incontrassi un angelo, direi: non mi fai volare in alto quanto lui. È notte alta e sono sveglia e mi rivesto e mi rispoglio. Mi fa smaniare questa voglia che prima o poi farò lo sbaglio di farla pazza e venir sotto casa, tirare sassi alla finestra accesa, prendere a calci la tua porta chiusa, chiusa. Ancora, ancora,
Grazie. Una bella canzone, sempre un'emozione cantarla. Ancora e ancora andiamo avanti con le canzoni romantiche e ancora con un ospite gradito di Mille Voci. È tornato a trovarci Domenico Bartolomeo. Ciao Daphne. Ben trovato. Ben trovata a te. Un ospite ormai quasi fisso nella nostra trasmissione, nel nostro programma. Sono un bel po' di anni. Mi sa che anche tu, voglio dire, sei entrato nella famiglia di Mille Voci già da parecchio tempo. Assolutamente sì. Quindi Domenico Bartolomeo è un volto che è conosciuto alla famiglia di Mille Voci, lui canta la musica leggera italiana, i grandi autori della musica leggera, sì. Di solito in italiano. Qualche volta ho fatto qualche cosetta anche in inglese, ma non è la tua lingua. No, non è la mia lingua. Mentre l'italiano lo è e le canzoni romantiche anche, quindi continuiamo con questa vena un po' romantica e un po' nostalgica, con una canzone che questo cantautore dedicò Baglioni, dedicò al figlio. Avrai di Claudio Baglioni, interpretata da Domenico Bartolomeo. Grazie. Avrai sorrisi sul tuo viso come ad agosto, grilli e stelle, storie fotografate dentro un album rilegato in pelle, tuoni di aerei supersonici che fanno alzar la testa. È il buio all'alba che si fa d'argento alla finestra. Avrai un telefono vicino che vuol dire già aspettare, schiuma di cavalloni pazzi che si inseguono nel mare e pantaloni bianchi da tirare fuori che già è estate, un treno per l'America senza fermate. Avrai 2 lacrime più dolci da seccare, un sole che si uccide pescatori di telline e neve di montagne e pioggia di colline. Avrai un legnetto di cremino da succhiare, avrai una donna acerba e un giovane dolore, viali di foglie in fiamme ad incendiarti il cuore. Avrai una sedia per posarti e ore
vuote come uova di cioccolato, ed un amico che ti avrà deluso, tradito, ingannato. Avrai il tuo tempo per andar lontano, camminerai dimenticando, ti fermerai sognando. Avrai la stessa mia triste speranza, e sentirai di non avere amato mai abbastanza. Se amore avrai parole nuove da cercare quando viene sera, e 100 ponti da passare e far suonare la ringhiera, la prima sigaretta che ti fuma in bocca è un po' di tosse, Natale di agrifoglio e candeline rosse. Avrai un lavoro da sudare, mattini fradici di brividi e rugiada, giochi elettronici e sassi per la strada. Avrai ricordi, ombrelli e chiavi da scordare, avrai carezze per parlare con i cani, e sarà sempre di domenica a domani, e avrai discorsi chiusi dentro e mani che frugano le tasche della vita, ed una radio per sentire che la guerra è finita. Avrai il tuo tempo per andar lontano, camminerai dimenticando, ti fermerai sognando. Avrai la stessa mia triste speranza, e sentirai di non avere amato mai abbastanza. Se amore avrai. Grazie. Domenico Bartolomeo, abbiamo cantato insieme a te questa canzone che ha accompagnato tutti noi. Grazie Domenico Bartolomeo. A dopo. Ora, è il momento in cui mi emoziono. Chi ci conosce, chi ci segue lo sa. Quando c'è lui io sono particolarmente emozionata, ma non sono emozionata solo io, sono emozionate anche tutte le persone che lo ascoltano cantare, tutte le donne che lo vedono cantare, moglie permettendo. Sapete che sto parlando di una persona squisita, un bell'uomo, una bella voce, il nostro Michele! Ho detto moglie permettendo, Sì, vabbè, ma non hai esagerato un po'? No, assolutamente. No. Vedi che non sono l'unica. Grazie. Allora, Michele, noi con Mille Voci facciamo 20 anni e tu sei stato ospite in questa trasmissione, in questo programma per tantissimi anni. Ma tu hai festeggiato in realtà un anniversario ben più importante. Ne dobbiamo parlare? Insomma, non è che possiamo scavalcare così l'occasione. Voglio dire... 4 volte 20. 4 volte 20. Abbiamo 60 anni di successo di Se mi vuoi lasciare. Cioè... È stato un successo appena uscito quando l'hai cantato, è rimasto un successo per tutti questi anni, quindi veramente complimenti.
e soprattutto complimenti perché in occasione di questi 60 anni tu che sei un gran figo, cioè perché ti rinnovi anche, perché tu in questi anni, oltre a cantare i tuoi successi, le canzoni di successo, poi ci hai presentato le canzoni ballabili che hai scritto, bene arrangiate, e adesso proprio abbiamo fatto un altro salto generazionale. Perché c'è stata una sorpresa, per me molto gradita. Un giovane cantante molto bravo mi ha fatto capire che avrebbe voluto cantare questa canzone assieme per rinfrescarla e ringiovanirla. Arrangiamento nuovo, nuova maniera di interpretazione. La cosa mi ha lusingato e entusiasmato e io ho aderito con grande passione a questa cosa. E lo hai portato qui a Mille Voci. Beh, certo, perché se no, scusa. Bellissima vetrina per questo nuovo successo di Michele e di Lupo. Lorenzo Lupo. Salve a tutti. Ciao Lorenzo. Ciao. Benvenuto a Mille Voci. Complimenti, io l'ho ascoltata in anteprima questa canzone, diciamo la verità, ho visto anche il video, siete carinissimi, quindi avremo adesso modo di promuovere questa canzone per tutto il pubblico di Mille Voci. Quindi in questa nuova versione, ringiovanita, in questa nuova veste, abbiamo questo duetto di Maisano Lupo, quindi Michele e Lorenzo, che cantano Se mi vuoi lasciare. Se mi vuoi lasciare, dimmi almeno perché. Io non so capire perché tu vuoi fuggire da me. Se mi vuoi lasciare, dimmi almeno perché. Tu dicevi sempre che vivevi per me, ma se vuoi andare non ti voglio più qui. Però prima di lasciarmi dimmi almeno il perché. Il tuo amor non era sincero, i tuoi baci non erano veri, i tuoi occhi mi ha sempre mentito. Se tu ora non mi ami più, se mi vuoi lasciare, dimmi almeno perché. Tu dicevi sempre che vivevi per me, ma se vuoi andare non ti voglio più qui. Però prima di lasciarmi dimmi almeno il perché. Il tuo amore non era sincero, i tuoi baci non erano veri, i tuoi occhi mi hanno sempre mentito. Se tu ora non mi ami più, se mi vuoi lasciare, dimmi almeno perché. Tu dicevi sempre che vivevi per me, ma se vuoi andare non ti voglio più qui. però prima di lasciarmi dimmi almeno il perché. Grazie. Bravi! Bravissimi, bravi! Che bella edizione, complimenti. Grazie. Bello, abbiamo visto il video anche mentre voi cantavate, quindi
c'è questa piccola diversità di età, ma roba da ridere, dai. Infatti è una roba da ridere di cui non si è accorto nessuno, perché nessuno. è inutile che fai queste battute, Michele, perché io dico sempre, invecchiare è un privilegio che non è di tutti, e come invecchi tu, ma magari tutti quanti, perché veramente l'applauso te lo facciamo noi, perché riesci a essere bello e bravo, ma grazie, nonostante gli anni che passano, anzi soprattutto energico, perché è stato divertentissimo registrare il video. Sì, vero? È stato difficile stargli dietro, mi sa che... Che bisogna sbloccare, diciamo, la parte anche intrattenitiva, più energici soprattutto. Hai visto? Quindi adesso ha sbloccato le tue energie. Mi sono sbloccato! Anche io soprattutto. Vedi? Bene, grazie per questo momento. Se mi vuoi lasciare 60 anni di successi di Michele. E stavolta Lorenzo Lupo. Grazie Lorenzo, grazie Michele. Bello, ci stiamo proprio divertendo e complimenti. Gabriele! Eccomi! Vengo di qua. Come stai? Bene, tu Bene. Ti trovo bene. Io poi l'ho conosciuto e ho scoperto le sue doti. Sono cresciuta coi maghi, quelli un po' più conosciuti, e devo dire che poi ho scoperto che tu hai scritto questo libro proprio su uno dei maghi importanti, no? Della storia italiana. Il mio maestro Tony Binarelli, grazie appunto all'aiuto di Alex Rusconi, la moglie Marina Binarelli, grazie a Florence Art Edizioni, abbiamo scritto questa biografia dedicata appunto al maestro Binarelli, alle sue creazioni, libro che poi ti darò dopo. Volentieri. E quindi vorrei mostrare 2 piccoli esperimenti, uno dei quali, il primo, proprio un'ideazione del maestro Binarelli. Per te va bene? Assolutamente. Allora facciamo un applauso a Daphne che diventa... Prego, sei la protagonista di questa magia. Tu sarai insignita dell'ordine della trombetta. Quindi praticamente in una mano la corda, questo anche per i tuoi amici ti seguono da casa, e in questa mano la trombetta. Sei contenta? No, questa proprio. Perfetto. Dopodiché sarai anche isolata dal punto di vista visivo. Quindi guarda Turco, qua. Ribellati a tutto ciò. Benissimo. Allora, Turco divertito, Turco, sta riprendendo ribellati. tutto ciò. A questo punto il classico scherzo di andarcene tutti quanti e lasciarmi qui come una scema in studio da sola, Okay. non sarebbe male. Allora, tu non puoi naturalmente vedermi, puoi solamente sentirmi. Io ho semplicemente nelle mie mani 2 mazzi di carte. Ogni volta che tu vorrai indicare destra, suonerai la trombetta 2 volte. Quando vorrai indicare sinistra, suonerai la trombetta una sola allora, volta. Destra 2 volte, sinistra una volta. A destra Okay. ho un mazzo a dorso rosso molto grande, a sinistra un mazzo a dorso blu. Ma io Fai che ne la tua so scelta. che non lo vedo. Tu fidati, Ma devi mi devo suonare vabbè. destra o sinistra, vediamo. Allora. Ok, destra, scegli il mazzo a dorso rosso, e guarda, questa scelta non è casuale, perché intenzionalmente io avevo già contrassegnato questo mazzo con una grande X, cosa che il mazzo naturalmente a dorso blu non è segnato, e naturalmente anche all'interno si vede che c'è una grande X. Quindi questo mazzo è stato alterato da me intenzionalmente, apponendolo, dico per gli amici che sono a casa, una grande croce su una sola carta. Facciamo vedere bene, sono tutte carte a dorso rosso. Naturalmente tu non conosci, ma neanche il pubblico a casa, la natura di questa carta, che viene per ora mescolata all'interno del mazzo rosso, e poi scopriremo qualcosa dopo. Bene, via questo mazzo, lo mettiamo qui sulla mia valigetta, e a questo punto è giunto il momento di introdurre il mazzo blu, che naturalmente non ha nessuna X sul dorso. Ok. Ora, È sicuro che sta succedendo veramente tutto ciò? Tu devi immaginare l'azione di gettare le carte. Io adesso giro i 2 jolly, li mostro, li getto via, e hai 2 metà del mazzo blu alla tua destra e alla tua sinistra. 2 volte per gettare il mazzo alla tua destra, 2 volte per gettare il mazzo alla tua sinistra. 2 a una destra volta, e una a esatto, sinistra, vai. come prima, ok. Quale getti? 2 volte, via quello di destra. Rimane quello di sinistra, lo divido in 2. Ancora una volta, vai, puoi gettare. Ancora una volta Daphne decide di gettare il mazzo di destra. Vediamo adesso? Ancora? Sì. 2 volte, sempre destra. Così Bene. te impari, che se pensavi che cambiavo, ok, mostriamo, magari... naturalmente no. si tratta di carte tutte diverse. Vai. Ancora? Sì. Sempre No, tanto destra, ormai sempre destra. mi son Non vuole incantata. variare. No. 3 carte e 2, vai, fai la tua scelta.
sempre destra ancora. Se Ora mi hai sta due fregando. carte, una a destra, una a sinistra. Ok. Scegli tu quale gettare. Sempre destra, guarda, getta un 2 di picche che se ne va e rimane con una sola carta. Io adesso ti svendo. E vedi un po'. Ti consegno questa carta, ti prego di non farla vedere ancora ai nostri amici, dammi pure la trombetta che la recupero. ok. Ora, all'inizio tu non l'hai visto, chiaramente c'era una carta segnata con una X, chiaramente tu non l'hai vista perché No. eri, diciamo, in un momento di buio. Di buio, esatto. Ecco qui, questa Quando è si la dice il carta, buio. l'unica carta segnata con la X, eccola qui. Ok. Io la estraggo, gli amici Ok. a casa l'hanno vista naturalmente all'inizio e vorrei farvi notare che la nostra Daphne con scelte casuali, eliminazioni progressive, è rimasta con un 4 di picche a dorso blu. E la carta che sin dall'inizio ho mostrato, alterata da me, con una grossa X nera, guarda caso, è esattamente l'altro 4 di picche. Bravissima! No, bravissima io che non ho fatto niente, ma... E quindi Ma dopo- davvero? Ha fatto questa Ma cosa certo, sul l'ho fatta, serio? l'ho fatta. Buttava le carte ed è rimasta quella? E certo, No, incredibile. e quindi dopo questo primo test del mago Binarelli, questa invenzione del mago Binarelli, passiamo al gioco finale. Sì. Ho visto che tu hai vari anelli, ho notato. sì. Me ne dai uno magari d'oro, possibilmente? Se possibile, non ti Lo so fa non sparire, si però... fida. No! No, rimetti gli altri, lo facciamo Ok. vedere. Guarda, io cerco un dettaglietto, lo cerco di qua, giusto per far impazzire Turco, eh. Dire? Eccolo qui. Ok. Ok. Quello è È l'anello. un anello d'oro, Ok, sì. bello, un po' opaco. Tienilo così, non farlo cadere perché potrebbe finire. Non c'è tombini, siamo fortunati. Io ho inventato un attrezzo per pulire gli anelli sporchi, gli anelli opachi. Fidati, ti puoi fidare di me, tranquilla. Ok, ma tu. Guarda, No, no, per so carità. che non hai fiducia, No, però. no, Ecco, questo No, rumore. sta roba... E dai! No, ma tu devi trasmettere Devo serenità. trasmettere serenità mentre Eccolo. lui maciulla il No. mio... E dai! No, aspetta. Tieni un attimo questo così. Facciamo che cambio gioco anche per gli amici da casa. 20 anni di 1000 voci. E mai non è più, ovviamente. Cioè... Non è più la pulizia dell'anello, ma è la trasformazione dell'anello dallo stato solido allo stato polvere. Dai! Eccolo no, lì, no, non questo- perdere pezzi, sennò No, poi no, quando lo no. fondi Questo non viene, ci- viene più piccolo. Ma non c'è Un lì applauso dentro. alla nostra Daphne, grazie. Ma io no, che grazie, Grazie a ridammi tutti, l'anello. ciao. No, che grazie a tutti. Non mi lasci con la... No, rivoglio... Non sei contenta? No, rivoglio l'anello. Lo ripetiamo, dammi un altro anello, vai tranquilla. No, te ne do Qualcuno più. ha un anello d'oro? No, ma chi, ma Un chi, ma chi Rolex si magari, fida? non si può dire, non si può dire. Un- un anello. non si- Guarda, io questo lo regalo, guarda, Michele. No, però... Tieni, poi lo fondiamo e ci facciamo un 33 giri. non ti Tienilo, che preoccupare. quello in teoria è Ok. mio, in teoria. Io adesso vi devo lasciare, vediamo dove l'hai- lascio solamente un piccolo omaggio, una brioche presa qui alla mensa della della televisione. Puoi aprire la brioche, solitamente cosa c'è dentro la brioche? La crema? La No, crema. la Vuoi Nutella. aprire e mostrare che all'interno c'è, signori, Ma non si apre. No, perché questa è secca, è di 10 giorni fa. Va bene, guarda, per farmi perdonare, ultima possibilità, 2 pacchetti di caramelle, ora copro la marca perché No, vabbè, naturalmente in televisione, guarda, io ridettaglio di nuovo per il nostro amico Turco. Ok, ultima omaggio e me ne vado per farmi perdonare. Indica uno dei due, quale vuoi, menta o liquirizia? Quello che vuoi. Ma fammi un segno almeno, No, devi scegliere No, tu devo come scegliere. prima, Menta. destra, sinistra. Vuoi menta, quindi Sì. liquirizia rimane per me, ok? La liquirizia Via. resta a Avresti te. potuto scegliere quello. No, però mi dovevi fare una cosa tipo così. Vuoi verificare che si tratta di un pacchetto chiuso, sono naturalmente caramelle alla menta fredda, è tutto sigillato, perfetto, ok? Sì. Vuoi mettere le mani così esatto, al cucchiaio? Perfetto. Ok. Bene davanti a tutti in maniera No, da vabbè, mostrare. Le mie mani sono completamente vuote, vediamo. Eccolo che arriva e lentamente spezzo il pacchetto di caramelle. Esce fuori dal mezzo, dal centro, un oggetto misterioso che non è un oggetto a caso. Puoi mostrarlo a tutti quanti? Che cos'è? Guardate, cioè, ma è uscito veramente dal pacchetto. L'anello pazzesco! Io sono Eccolo no, qua. ti ma prego, tu sei guardalo. no, guarda. Te lo rendo? Ma grazie. E per grazie. farmi perdonare ti cedo naturalmente questo fiore che ho portato Appositamente vabbè, per me. Grazie. Resta qui Grazie. vicino a me. Sì. Guardate,
io vi assicuro, noi non abbiamo proprio neanche avuto il tempo veramente di provare questa cosa. Io mi sono trovata, ho detto vabbè, non ti preoccupare, tu seguimi. Io l'ho seguito, sono qui e non mi sono veramente accorta di nulla. Sei veramente bravissimo. Grazie veramente. Seguitelo, perché lui scrive libri, fa giochi, quindi giochi in scatola, giochi libri, in scatola, cerco scrive di libri, appassionare il pubblico giovane e anche meno giovane a quest'arte millenaria, antichissima. Che è la magia. Certo. Grazie. Allora, con Gabriele vicino a me lancio un momento la parola alla regia. Linea Vai. al turco. Parapparabadam. 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 Papparabadam. Parapparabadam. Franco Fasano. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Franco Fasano a Mille Voci, ben trovato. Sei tutta fucsia. Sono tutta fucsia. Uno dei miei colori preferiti. Ah, bene, mi fa piacere. Allora l'ho Senti, scelto io devo bene. farti i complimenti perché hai cantato Ancora prima, che sono molto legato a quella canzone perché pensa che nell'81, quando io aprii quel festival di Sanremo, Edoardo De Crescenzo cantò proprio debuttando quel festival di Sanremo, che poi ebbe un grande successo. E da lì cominciò la mia storia. No, vedi, neanche ci fossimo messi d'accordo. La sua storia è una storia raccontata in questo libro, che è un libro bello di cui abbiamo tanto parlato anche qui a Mille Voci, lo abbiamo raccontato, quindi se volete E io ho parlato di Mille Voci. E Franco ha parlato di Mille Voci in questo libro, dicendo che dici sempre che questa trasmissione, questo programma è un programma che dà voce ai cantautori. Sì, esatto. No, più che altro quando Gianni ci invita, ci dà la possibilità di scegliere a noi quali sono gli argomenti, e quindi lui è stato il primo, Gianni, lo ringrazio molto, che quando io ho festeggiato i miei primi 50 anni, cosa che non era mai successa, mi ha fatto cantare tutte e 26 le tracce in tutte le puntate, e allora per riconoscenza ho voluto sottolineare questa cosa nel libro, che invece è uscito, ormai sono già quasi 3 anni, però Mille Voci mi ha portato fortuna e eccomi qui. Bene, allora è un connubio che funziona negli anni, quindi anche tu sei stato ospite tanti anni qui a Mille Voci, e io ho riconosciuto la canzone che stavi suonando, no? Il brano che hai accennato, che è un brano romantico, dedicato ai figli, a questa importante parte di noi. Anche qui sono stato ispirato dal nostro amico che ha cantato quella perla di Claudio Baglioni, Avrai. Ma quella era una canzone che Claudio aveva scritto quando era in attesa, no, del figlio. Io invece questa canzone l'ho scritta quando mio figlio adolescente si affacciava ai primi rapporti, ai primi scontri che si hanno, no, tra genitori e così. Adesso io ho 2 figli, lui ne ha già 30, Emanuele. L'altra mia figlia si chiama Dalia, ne ha 20, e questa canzone è dedicata non solo ai figli, ma anche ai genitori, ma anche ai genitori nostri, perché in ogni caso anche chi non ha avuto, chi non ha figli per adesso è comunque figlio di qualcuno, e questa canzone è figlia di quell'ispirazione. Una piccola parte di te. Quando crescono i figli non li tieni più in braccio e diventi un ostaggio per il loro futuro, e si alza quel muro che non c'era mai stato, che segna un confine tra preteso e già dato. Quando crescono i figli non ti danno più retta, hanno sempre ragione, vanno troppo di fretta, sanno dirti soltanto buonanotte o buongiorno, e ti accorgi che è meglio se ti levi di torno.
sofferenze, i loro dimori. E basta aquiloni o castelli di sabbia, il mondo era fuori, tu dentro una gabbia e tutto ritorna, ma cambiano i ruoli, la scuola, lo scooter, gli amici, gli amori, i figli ne fanno di tutti i colori, vai fuori di testa, ma poi li perdoni. Quando crescono i figli c'è uno scontro diretto tra le loro esigenze e il tuo mare di affetto. Chi si sente già grande, chi si sente più vecchio, ma poi ti guardi allo specchio e quel ragazzo davanti ai tuoi occhi sei tu. Scuola, lo scooter, gli amici, gli amori, i figli col tempo ti tagliano fuori, ma in ogni cosa che fanno sai che c'è sempre una piccola parte di te. E anche se poi se ne vanno, con loro resta per sempre una piccola parte di te. Grazie. Così a freddo, ma è sempre quando canto queste canzoni. No, io poi non riuscivo mi devo trattenere perché mi cola il trucco. Perché mi commuove. Sì. Il turco. Il turco. Il turco. Io trovo il tuo modo, a parte che mentre cantavi guardavo mia figlia e più la guardavo più mi veniva da piangere, perché è proprio vero che alla fine ogni tanto dici buongiorno, buonanotte, ti scrivi dei messaggi perché escono la mattina, tornano la notte e non sai che fine hanno fatto. Sì. E quindi le tue parole proprio risuonano dentro di noi, soprattutto quando abbiamo i figli di una certa età e poi quando pensiamo ai nostri genitori, a quello che dobbiamo avergli fatto passare. Quindi c'era anche mio padre lì che mi guardava e infatti faceva sì con la testa, quindi c'è la generazione, mia famiglia qui. Ma sai, noi che scriviamo le canzoni, quando riusciamo a toccare degli argomenti così vissuti, in realtà scriviamo con il nostro saperlo fare, ma con il cuore di chi ci ascolta. Assolutamente. E devo dire che tu hai un modo di cantare che a me piace molto, perché trovo che le tue canzoni, le canzoni anche quelle più intime, come questa, vengono veramente molto valorizzate dal tuo modo di cantare. Adesso non me ne voglia Fausto Leali, che ha cantato questa canzone in maniera emblematica, però devo dire che quando canti tu questa canzone è molto più intima rispetto al testo. Ma sì, ma quello non significa niente. Cioè, diciamo che probabilmente questa è una di quelle canzoni che avrebbe bisogno proprio di un atteggiamento più riflessivo. Fausto è un leone. Infatti, quando canto ma meno male che le mie canzoni hanno incontrato Fausto Leali, perché tu ti ha fatto diventare famoso, sei diventato famoso tramite le canzoni che lui ha reso famose, e adesso io ho bisogno un po' dell'aiuto di quelli che sono in studio. Venite qui, facciamo questa cosa improvvisata, ma aiutatemi. Cosa? Allora, adesso che lo sto mettendo in mezzo, Turco, venite qua. Sì, salutatevi. Allora, venite qui e facciamo una cosa insieme. Sì. Adesso. L'unica cosa che mi viene in mente è questa qua. La sappiamo tutte le generazioni anche, Lorenzo, la conoscono questa canzone. Ma dove va a finire il cielo?
finire il cielo. Se gli rubiamo tutto il blu, se le mie braccia han preso il volo, amo, amo, io amo, amo, tu, solamente tu, voi, noi non aver paura, non sarai più sola, amo, amo, io amo, a Chanté, io amo, io bravi. Posso ricordare, ci tengo molto, questa canzone ha una storia particolare, non è solo il titolo di quel libro, ma è nata grazie a un'intuizione di Italo Ianne e soprattutto alla grande maestria che ebbe Toto Cutugno a farla diventare libro. Franco Fasano a 1000 voci. Linea al turco. Parapparapara. 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 Papparapara. Parapparapara. Bentornati qui in studio. Bentrovati. E dopo questo momento emozionante andiamo avanti con un altro artista internazionale. Io vado a puntate col turco, ci sono le puntate, vedrete come è stato in passato, dove raccogliamo i cantanti napoletani, poi ci sono i cantanti romani e in questa puntata abbiamo i cantanti francesi, perché dopo Cattiva Arnà è la volta di Pascal Mosconi. Ora, tu un po' parli italiano. Un po'. Ecco, quindi già va meglio. Sì. Allora, Pascal è già stato ospite a 1000 voci, sì, in un'altra edizione 1000 voci. Io lo ricordo bene, perché quello che mi ricordo di lui è che ha una voce veramente molto calda. Grazie. Sentite già quando parla che ha queste note così basse, quindi adesso lo sentirete cantare questa canzone che è una canzone francese. Sì. Che è stata però tradotta in italiano, sì, da? Per un amico che è venuto. Che ti ha accompagnato, sì, anche, sì, che si chiama? Flaviano. Flaviano. Colaneri. Colaneri, quindi complimenti a Flaviano Colaneri che ha tradotto questa canzone francese. Sì, francese è una canzone da me, che l'ho fatto la musica e poi un amico francese mi ha fatto le parole e poi ho domandato al mio amico di tradurla in italiano per 1000 voci. Per 1000 voci, no, che onore, grazie! Quindi adesso ascolteremo questa bellissima canzone di Pascal Mosconi che si intitola I miei occhi spenti. I miei occhi spenti, sì. I tuoi occhi non sono spenti, i tuoi occhi sono bellissimi. La canzone vuol dire che qualche volta un uomo può piangere. Assolutamente, sì, assolutamente vero, e anzi è una cosa anche importante, sì, che tutti gli esseri umani, le donne e gli uomini, abbiano la possibilità di esprimere le proprie emozioni, che siano positive o negative. E abbiamo con noi a 1000 voci il piacere e l'onore di avere Pascal Mosconi. Grazie.
amori, alle mie prime pene, ai miei dolori, miei rabbie improvvise, quando mi sento perso, che la vita mi riporta ai sogni delusi, quando il mio cuore piange, mi prendo la testa fra le mani, non nasconderei i miei occhi spenti, delle lacrime di un uomo che collano a fiumi. Prendo la testa fra le mani, alle mie disillusioni, alle mie ferite profonde, ai miei amici partiti verso delle terre lontane, quando mi sento giù, quando l'angoscia mi trascina verso l'abisso, quando la vita mi sferza, mi prendo la testa fra le mani, non nasconderei i miei occhi spenti, delle lacrime di un uomo che collano a fiumi. Prendo la testa fra le mani, nei momenti tristi, nei giorni oscuri, ai miei scatti d'orgoglio, le mie voglie d'esilio, quando mi sento febbrile, che sono in pericolo, è il mio modo d'affrontare gli istanti difficili. Mi prendo la testa fra le mani, nasconderei i miei occhi spenti, delle lacrime di un uomo che collano a fiumi. Prendo la testa fra le mani, prendo la testa fra le mani, prendo la testa fra le mani. Grazie a tutti. Pascal Mosconi, grazie per questo momento così romantico e così intimo. Grazie. Grazie. Pascal Mosconi a Mille Voci. E ogni tanto capita che ci siano dei momenti tristi dove abbiamo voglia di prendere la testa fra le mani. Forse è proprio in quei momenti che possiamo pensare di collegarci a Mille Voci per fare un sorriso, per sentire della buona musica, perché l'obiettivo di programmi come Mille Voci è proprio questo, anche quello di tenervi compagnia, di farvi sorridere, di farvi ascoltare della buona musica e anche forse di distrarvi e distrarci da quei pensieri tristi che ogni tanto si affacciano alla nostra mente. Beh, siamo arrivati alla fine di questa puntata e chiudiamo in bellezza. Abbiamo aperto la puntata con Riccardo Antonelli che ha fatto un po' la storia di Mille Voci. Figurati se non finiamo col botto. Noi abbiamo ospiti coloro che praticamente hanno fatto da madrina e padrino di questa trasmissione per tantissime edizioni.
quindi hanno visto nascere Mille Voci, sono dei grandi amici di Gianni Turco. Io sono felicissima di poter condividere con loro questa avventura che è la 20ª edizione. Non potevano mancare Stefania Cento e Gianni Drudi. Ciao Daphne, Ciao. Buonasera, buongiorno. Ciao, Che bello vedervi, ben trovati. Grazie. Ciao Gianni, come stai? Dove sei Gianni? Parlaci. Parlaci Fatti il sentire. turco dalla regia. Io volevo fare un saluto particolare. Cosa vola? No, volevo ricordare il Gianni Nazzaro. Gianni anche, Nazzaro, che ha condiviso con con noi tante puntate, tanti anni di Mille Voci. E poi oggi è una puntata particolare perché Franco Fasano mi ha scritto la prima canzone quando io sono partito i primi anni '80, Alibi, scritta da Debs e Fasano, che adesso l'ha trovata anche sui social, su Spotify. questi L'abbiamo ascoltata questa mattina. È una reunion Sì, proprio. abbiamo fatto è una famiglia. Stato lui a fatto il guaio. Sì, gli ha dato il via, hai capito? Beh, Mille Voci è una grande famiglia. È una grande famiglia ed è stata personalmente, ma anche per Gianni, una grande scuola di conduzione, per cui ringraziamo per l'opportunità l'amico Gianni Turco, veramente, è stata una grande scuola. E abbiamo anche il CD di Stefania Cento con la canzone che andiamo a interpretare in questa puntata. Io sono l'altra è il titolo del dell'album. Voi e la invece canzone all'interno di questo album avete anche inserito un duetto, un vostro duetto. È di buon auspicio, si spera. Assolutamente sì. Visto che il mondo è andato un po' al contrario ultimamente. Diciamo che qualche problemino lo stiamo vivendo in giro per il mondo. Auspichiamo che ci sia un mondo migliore. Un mondo migliore, quindi festeggiamo questo mondo migliore con Stefania Cento e Gianni Drudi. Se volete venire, ragazze, venite. Anche voi, Michele, Franco, tutti quanti. Se volete venire, venite qua con noi. Vai. Con te voglio un bel mondo d'amore. Con te voglio contare le ore. Per me tu sei davvero speciale. Lo sai, non vi farei mai del male. Apri le braccia, poi fatti cullare. Dammi la mano e poi lasciati andare. Tu sei per me quel raggio di sole, la primavera, il primo amore. Apri le braccia e non mi scappare. I nostri cuori si vogliono baciare. Sei la mia vita, il mio batticuore. Tu sei per me un mondo migliore. Guardare le stelle, con te voglio una vita ribelle. Per me sei tutto l'oro del mondo. Lo sai, il nostro amore è profondo. Apri le braccia, poi fatti cullare. Dammi la mano e poi lasciati andare. Tu sei per me quel raggio di sole, la primavera, il primo amore. Apri le braccia e non mi scappare. I nostri cuori si vogliono baciare. Sei la mia vita, il mio batticuore. Tu sei per me un mondo migliore. Batte, batte forte il mio cuore. Batte, batte per questo amore. Batte, batte non fa rumore. Batte per te.
sei per me un mondo migliore. Grazie a Stefania Cento, grazie a Gianni Drudi. Grazie a voi. È iniziata l'avventura della 20ª edizione di Mille Voci. Gianni Turco, sigla!